Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento con Parliamone. Oggi entriamo in una sfera delicatissima che è quella dei rapporti interpersonali e familiari. Argomento di oggi è "Tu sei mia madre", un'affermazione molto forte, un argomento delicatissimo. Bentrovato Don Salvatore Bucolo. Salve. Cosa intendiamo quando diciamo "tu sei mia madre"? Allora, già il titolo ci dice una cosa molto importante. Non parlerò né della madre o di mia madre, ma il titolo ci mette dinanzi a un'affermazione: tu sei mia madre. Significa che è in questione la relazione del figlio e della figlia nei rapporti con la madre. Quindi è una vera e propria professione. Significa allora cercheremo questa volta di comprendere insieme cosa un figlio ha da dire a sua madre, cosa un figlio o una figlia si aspetta da sua madre, cosa un figlio teme o non teme di sua madre. Quindi significa che entriamo non nella sfera della madre in quanto tale, ma nella sfera del cuore del figlio e della figlia, che tante volte ci sono delle attese, ci sono delle delusioni, ci sono delle domande e ci sono anche delle affermazioni, perché, e questa è la prima cosa che mi piace subito dire, essere madre non è una questione prettamente biologica, per quanto importante. Essere madre non è una questione di relazione, perché se no diventa un fatto di capacità della donna di essere madre. C'è qualcosa in più che cercheremo proprio di scoprire in questa puntata. Tu sei mia madre. E lo scopriremo con Stefania Russo, la nostra ospite di oggi, che ci racconterà proprio questo suo rapporto speciale, forse anche tormentato all'inizio, con la madre. Cosa è accaduto nella sua vita? Allora, io faccio parte della generazione che chiamiamo X. Oggigiorno si parla di generazioni, quelle nate tra il 68 e il 79, e io sono dell'ultimo anno, del 79. Ai miei tempi si parlava di meno di genitori separati. I figli, nella mia condizione, non eravamo tantissimi. Oggi purtroppo sono molti di più. Quindi ai miei tempi, quando a 11 anni fui io a prendere con forza, a soli 11 anni, a chiedere ai miei genitori basta, separatevi, non è stato facile. Quanti anni aveva? Io avevo 11 anni. 11 Io avevo 11 anni. Quindi già una bambina che vive questo disagio talmente forte che, perché un po' tutti i bambini desiderano invece avere entrambi i genitori accanto. Invece in questo caso lei ha pensato che era meglio che i suoi genitori si separassero. Sì, in quel caso nella mia casa in quel momento la sera era un incubo. Purtroppo i miei genitori erano divisi dalla dipendenza dell'alcol di mio padre. In questi casi non è facile riuscire ad andare avanti. Io ero l'unica figlia, mio padre, detto fatto, si sono separati, è andato via, sono rimasta sola con mia madre. Lei era mia madre e io l'unica figlia, è vero, ci sembrava di essere rinate a quel punto, come se il problema della nostra vita fosse scomparso, ma in realtà non era così. Perché ci siamo ritrovate una donna comunque ferita da un matrimonio che desiderava, che sognava e che non è andata come pensava, ed una figlia che era senza padre e quindi comunque in una mancanza forte di un uomo che non l'ha cresciuta e non l'ha custodita. E questo comunque ha segnato la vita di entrambe. Fino a che io sono cresciuta, sono diventata adolescente e mia madre era una donna iperprotettiva, sicuramente anche ha giocato la mancanza del padre. E io ero una figlia giudiziosa ma particolarmente ribelle, quindi questo connubio madre-figlia non era proprio l'ideale. Abbiamo combattuto tanto, fino a quando poi a un certo punto un uomo saggio, io ero già cresciuta in questa instabilità di relazione, perché comunque non riuscivo a trovare pace nella mia storia, mi mancava qualcosa, sentivo comunque una fame di aria, un qualcosa che non mi faceva stare in equilibrio anche nelle relazioni, anche sentimentali crescendo. Quindi un vuoto anche, possiamo definirlo. Un vuoto che cerchi comunque sempre di colmare con qualcosa, ma che nessuno può colmare, neanche la madre, pur amandoti tanto, chiaramente. Quindi a un certo punto un uomo saggio mi disse: secondo me tu
hai bisogno di andare da tuo padre, ritrovare tuo padre, il tuo padre biologico, e vedrai che capirai veramente chi sei. E così è effettivamente stato. Sono Un partita... papà che eppure proprio lei da bambina Sì. aveva deciso di allontanare, di far allontanare dalla madre e Sì. dalla famiglia proprio per questa dipendenza che aveva dall'alcol, quindi immagino un uomo violento o comunque che creava grandi problemi. Sì. Quindi questa persona le ha consigliato invece di cercare suo padre. Torna lì. In effetti io non vedevo mio padre da allora, sono passati tanti anni, io ne avevo 28, sto parlando 11 e 28, quindi sono passati tanti anni. 17 anni. 17 anni. L'ho lasciato che io ero piccolina e lo vedevo come un gigante, sono partita perché mio padre poi è andato a vivere all'estero, a lavorare all'estero, ha ritrovato un po' il suo equilibrio e la sua vita, però per me era sempre un'incognita. Ma questo papà non l'ha mai cercata in tutto questo tempo? No, purtroppo la nostra condizione familiare non ci ha permesso di ritrovarci. Noi ci sentivamo perché in questo mia madre è stata molto brava. Ha cercato, nonostante tutto, di mantenere sempre un colloquio tra me e lui, ma non mai di presenza, mai più. Quindi lei parte e va a trovare suo papà. Sono andata, ho preso il mio bagaglio e sono partita. Sono partita, è un'incognita grande. Però questa incognita si è rivelata la cosa più bella che potevo fare nella mia vita. Ed in effetti è stato così. Ho ritrovato un padre con la P maiuscola e ho ritrovato anche mia madre. Sembra strano da dirlo, ma è così. Quel perdono, che mi piace dire proprio perdono, è stato proprio un dono che ho ricevuto per qualcosa di grande. Mi ha permesso dopo qualche anno di ritrovare il Padre Celeste e il dono della fede. E quel dono della fede mi ha riportato a un rapporto nuovo con mia madre, un rapporto diverso. Io in qualche modo dentro di me l'accusavo di qualcosa, rimane sempre da bambina, da ragazzina e da grande, nei genitori separati, secondo me sempre non c'è mai né un vincitore né una persona che perde, c'è sempre qualcosa che rimane dentro i figli, un'accusa latente. Anche in quello che doveva essere il genitore più debole, che era mia madre. In effetti, ritrovando il padre, ritrovandomi, ho ritrovato un rapporto con lei nuovo e diverso. Ho avuto bisogno di tempo. Sono dovuta partire. Io ho lasciato tutto, sono partita, sono andata in una comunità, ho avuto bisogno di fare quello che i genitori, pur amandoti, non possono darti, ricostruirti come donna. E attraverso delle persone strane. È andata così, sono ritornata dopo qualche tempo, non è stato facile perché ho lasciato mia madre in una condizione, ovviamente, che cosa sta succedendo a mia figlia, tante cose cambiate. Immagino una madre che si ritrova senza un marito, magari accogliendo questa proposta della figlia che le fa capire, guarda che la situazione è intollerabile anche per me, quindi allontana papà. Dall'altro si ritrova senza una figlia perché decide anche la figlia di allontanarsi. Padre Bucolo, ma in questa storia ci leggo molto il perdono, cioè la molla che ha rimesso i cocci insieme. Esatto. È stato il perdono, la capacità di una figlia di perdonare il padre, di andarlo a trovare, di dire io ti ho allontanato da casa perché eri una persona invivibile, che avevi tanti problemi, che mi hai ferita tantissimo, hai ferito me, la mamma, però io vengo da te, ti abbraccio e ti perdono. E immagino che anche il padre abbia reagito a questo avvicinamento perché si è pacificato, no? Ha avuto una forma di pacificazione nel vedere che la figlia lo aveva perdonato. Quindi alla base di questa storia possiamo dire che c'è il perdono o c'è anche altro? Allora mi piace perché Stefania nel parlare di perdono ha ben scandito le due parole. Sì. Perdono, potremmo dire un super dono, quindi non il dono, che non è poca cosa, di ritrovare il padre, ma il super dono perché dal padre con la P minuscola ha stranamente, paradossalmente, potrei dire meravigliosamente, incontrato il padre con la P maiuscola. Ed è questo padre con la P maiuscola che l'ha portato poi a ritrovare la madre. Quindi vediamo come nelle relazioni umane, a volte condizionate dalla nostra storia, perché chiaro è una storia di ferita, è una storia oggi molto frequente, magari Stefania ha vissuto questo in un tempo in cui
c'erano queste situazioni, ma non con questa frequenza di questi tempi, no? Quindi questo ci insegna che nella storia personale si ritrova qualcosa di nuovo e lei ha avuto bisogno del tempo. Ecco, 17 anni sembrano tanti, sembrano magari tempo sprecato, perché una bambina a 11 anni fino a 28 anni cresce senza la figura maschile e questo crea chiaramente un po' di smarrimento non solo nella relazione col padre, ma anche con la relazione con la madre. Quindi vediamo come nella sua storia le due relazioni padre e madre, sebbene distinte, perché è chiaro la paternità ha una sua unicità e specificità, la maternità ne ha un'altra, ma queste due relazioni sono strettamente intrecciate, per cui quanto una si trova a essere o assente o ferita o magari offuscata da una storia personale, inevitabilmente offusca anche l'altra. E quindi questa l'ha portata a ritrovare non solo il padre con la P minuscola o il padre con la P maiuscola, ma anche a ritrovare la madre e a dire tu sei mia madre. Ma non perché la madre abbia fatto qui qualcosa di straordinario. A volte crediamo che una figlia ritrova una madre perché magari, non lo so, fa un cambio di rotta o magari assume atteggiamenti diversi o perché magari inizia forse a essere più comprensiva, più accogliente, a capire i bisogni della figlia. No, qui c'è una figlia che qualunque sia la sua situazione, quella donna è mia madre ed è mia madre perché è qui il discorso di Dio. Dio me l'ha messa dinanzi per fare qualcosa di grande, per fare qualcosa di favoloso, per fare qualcosa che è una storia straordinaria e che Stefania sa bene di questa storia straordinaria, una cosa che io so di lei, ma anche conosce benissimo il vescovo, è quello che Stefania sta facendo il suo cammino vocazionale. Ha scoperto in questa situazione la sua vocazione, una vocazione che è pochissimo conosciuta, sebbene potrei dire la più antica. La più antica perché noi siamo figli di Catania, abbiamo una santa che si chiama Agata, vergine e martire. Ecco, Agata, oltre ad essere martire, è anche vergine, non è una religiosa, non è una suora, è una donna rimasta vergine perché è sposa di Cristo vivendo nel mondo. Ecco, potrei dire Stefania sulle orme di Sant'Agata in questo momento sta camminando per fare questa scelta di Ordo Virginum, di una donna totalmente donata perché è sposata a Gesù Cristo ed è questa la cosa straordinaria che il Signore sta facendo nella sua storia personale. Bellissimo. Quindi volgarmente, comunemente si dice suore laiche, è giusto questo termine nel suo caso oppure ha già scelto un ordine? Allora, allora chiaramente lascio parlare Stefania su questo, no? Però è un qualcosa di totalmente nuovo, di totalmente non compreso, no? Perché già comprendiamo dire suore laiche significa suore, so suore ma non so suore ma senza abito, so suore di terzo o quarto grado, quanto in realtà è qualcosa di molto più specifico. Non voglio fare il confronto fra suora e ordovigino chiaramente, ma qualcosa di diverso che credo oggi è più profetico, cioè vedere una donna consacrata che sta a casa, che lavora, che te la trovi anche in pizzeria, che te la trovi anche a fare delle uscite normali ed è consacrata al Signore, comprendiamo che forse al mondo dice quelle cose che in genere non sempre riceviamo, una donna totalmente sposata al Signore. Bene, ci interrompiamo solo per qualche istante di pubblicità, continuiamo nel racconto e a capire questa relazione che Stefania è riuscita come dire, ad avere così forte con la madre, partendo dal perdono, ma capiremo anche altri aspetti di questa straordinaria storia. A tra pochissimo. Stiamo affrontando l'argomento Tu sei mia madre con un ospite particolare, la dottoressa Stefania Russo.
una donna che ha scelto di consacrarsi adesso al Signore, ma che ha avuto una storia molto lunga, una storia complicata con la madre e soprattutto con il papà. Avevamo detto, io a un certo punto ho voluto riconoscere mio padre, nel senso sono andata a trovarlo, lo avevo allontanato da casa perché vittima di alcol, nel senso era un alcolizzato, avevo spinto mia madre a lasciare quest'uomo per avere una vita più serena in famiglia, ma c'era questo senso di ribellione. Alla fine va lei da suo papà, lo incontra, lo perdona e lì scatta un amore più grande, forse come dire, conoscere un padre con la P maiuscola che è Dio. Ecco, quindi la sua fede è arrivata dopo questo gesto, dopo questo perdono, o è la fede in Dio che l'ha portata a perdonare suo padre? Ma io non credevo assolutamente neanche di utilizzare la parola perdono, cioè io non lo so neanche dire, no, non lo sapevo neanche, sono partita perché avevo bisogno di trovare in realtà una parte di me. In realtà poi ho trovato tutta me, tornando. La fede è arrivata dopo, e dopo questa parola perdono, e non sono neanche capace, sono capace di perdonare, ma è davvero stata una liberazione. Incontrare quell'uomo, abbracciarlo, mi ha liberata. L'ha liberata, però le ha anche consentito di stabilire un nuovo rapporto con sua madre, molto più sereno, molto più profondo, sì, tanto da poter dire tu sei mia madre. Sì. Ma alla luce della sua fede, a questo punto le devo chiedere necessariamente qual è il suo rapporto con la madre della Chiesa, di tutti noi, con la Madonna, no? Sì, la madre è stata fantastica nella mia storia, perché lei è arrivata subito dopo l'incontro con suo figlio Gesù, per ristabilire un po' gli equilibri. Ha detto, ma guarda, ti faccio stare un po' più con delle donne. Ecco, la madre si è manifestata nella mia vita con un pellegrinaggio. Io sono partita, sono andata in questa ormai terra famosa che è Medjugorje, e da lì ho ritrovato un nuovo rapporto con lei. Ho visto come lei è presente in ogni donna che il Signore mi aveva messo poi accanto, facendomi ritrovare un rapporto col femminile. Un aspetto di quello di essere stata anche cresciuta senza padre è stato quello che in realtà io vivevo molto il maschile negli amici, avevo più amici maschili che donne, perché in realtà in quei maschi si cerca sempre il maschile, quindi le donne le avevo un po' snobbate nella mia vita, e invece con quella fede Maria ha rimesso a posto questi equilibri, facendomi ritrovare il mio femminile, facendomi far pace anche col mio essere donna, col mio essere amica, sorella, col mio essere madre, anche se non sono biologicamente madre, ma sento la maternità dentro di me e credo assolutamente che noi donne abbiamo tutte il dono della maternità dentro. E lei, la Madre Celeste, è stata l'artefice di questo disegno meraviglioso. Padre Buccolo, perché possiamo dire e affermare con forza che Maria è madre di tutti, oltre che della Chiesa? Questo mi piace ricordare il motto di Giovanni Paolo II, totus tuus, cioè lui tutto consacrato a Maria. Stefania ci ha raccontato di un suo pellegrinaggio, ma io posso ricordare anche Fatima, dove viene sollecitata, soprattutto in questo tempo, poi questa consacrazione al cuore immacolato di Maria, pensiamo a Montfort, grandi figure di santi hanno avuto questa fortissima devozione a Maria e soprattutto si sono formati alla scuola di Maria, della Madonna. Esatto. Allora, purtroppo noi abbiamo una visione disincarnata di Maria, cioè parliamo di madre, parliamo di donna, parliamo di sposa, ma la un po' spiritualizziamo, la disincarniamo. In realtà, ed è quello che io mi accorgo sempre di più nella pastorale, soprattutto anche facendo un servizio alle donne, alle consacrate, come una donna incontrando Maria comprende meglio la sua femminilità, comprende meglio la sua sponsalità, comprende meglio la sua maternità. Ecco perché lei è la madre, cioè tutte le donne, se veramente vogliono vivere pienamente la femminilità, la sponsalità, la maternità,
quale modello, ma non, attenzione, irraggiungibile. C'è un canto nella Chiesa si usa proprio irraggiungibile, quando in realtà è una stonatura, no? Io non penso che Maria diceva tra l'altro l'umiltà della sua serva, no? In realtà Maria è un esempio concreto, reale. Guardando la sua storia, insomma, ha avuto una storia abbastanza complessa, ha dovuto dire sì in un momento importante della sua vita, ha partorito proprio in una grotta, poi è andata in Egitto, il figlio un po' strano, si perdeva nel Tempio, quindi uno può dire, vabbè, Maria è Maria. Uno guardando la storia vede una donna molto concreta, molto reale, una donna che ci insegna la maternità, ed è chiaro, ed è bello anche dire questo, non ha senso dire io sono devoto a Maria. Tutti i cristiani siamo figli di Maria, è come dire io sono devoto alla mamma, ma mia mamma è mia mamma è mia madre, ed è chiaro con lei avrò sempre una relazione importante, così come per me, così anche per Stefania nella sua storia, tant'è vero che lei puntualmente, più volte all'anno se non erro, va a Medjugorje a rinnovare, non solo a vedere, ma a rinnovare la sua femminilità, a ritrovare. Per questo il perdono di cui ne abbiamo parlato abbondantemente è un perdono del Padre, ma alla fine è un perdono di se stessi, della mia storia, e che nella mia storia, tramite quella storia che magari non pensavo, non voleva, è successo qualcosa di straordinario, qualcosa di grande. Per questo è un super dono, un dono incommensurabile, un dono dinanzi alla quale non si può non provare grande stupore. E Maria ci genera anche dal punto di vista spirituale, perché essendo la madre di Dio, di Cristo, chiaramente anche nell'Eucaristia abbiamo, e non credo di essere blasfema nel dire, perché Gesù si è formato nel ventre grembo di Maria, quindi esatto. Nell'Eucaristia, se quello è il corpo e il sangue di Cristo, esatto. C'è è lo stesso corpo che Maria ha portato nel suo grembo, esattamente. È un discorso molto carnale, ma la fede cristiana è abbastanza carnale, non è così spirituale, ma è proprio concreta, che il Verbo si è incarnato, il Verbo si è fatto carne, noi mangiamo il corpo di Cristo, i cristiani sono corpo di Cristo, siamo sue membra, e i nostri corpi risusciteranno. Quindi una fede, una religione più carnale, più concreta di così, io personalmente non l'ho ancora conosciuta. E quindi Stefania, per ritornare e chiudere un po' il cerchio, quindi Maria, sua madre, il rapporto riconquistato con sua madre, il rapporto con Dio, quindi trovare questa fede che le illumina un po' tutta la sua vita, no? Perché sono state delle tappe che lei ha fatto senza magari essere consapevole che c'era Dio nella sua vita, ma poi lo ha scoperto e ha capito tutto quello che le stava avvenendo, che era avvenuto nella sua vita, questo suo andare verso il padre, questo tornare dalla madre, questo riconoscerla come madre, riconoscere la Madonna come madre di tutti, madre della Chiesa. Sì, e anche è un cammino, perché io dico sempre, adesso sì, tu sei mia madre, io glielo dico tutti i giorni a lei, ma non poteva scegliere Dio una palestra migliore per me. Questo lo posso dire solo alla luce della fede, perché davvero il nostro rapporto cresce. Lei che è nella mia vita, il Signore mi ha dato questo dono grande, è una palestra, è un modo per me in cui io mi metto sempre in relazione attraverso di lei, anche con le mie fragilità. È riuscita a trasferire la sua fede anche a sua madre? Assolutamente no. Assolutamente quindi no. sua madre rimane... questo è secondo me importante. Come ha accolto, scusi se le faccio certo. l'ultima domanda, come ha accolto questa idea sua di consacrarsi adesso? Allora, e quindi mamma, di non sposarsi, di non avere figli, sì. quindi non avrà questa sua mamma, non avrà dei nipotini. È solo figlia unica, quindi è proprio figlia un dramma. unica. Quindi allora, come ha accolto questa sua... adesso iniziativa, questa sì, sua è decisione? bella la domanda, ma forse non l'ha accolta ancora. È proprio un cammino anche questo, sai, cioè, anche il fatto di non avere la sua benedizione non è stato neanche questo facile per me. Certo.
E questo è, secondo me, proprio il segno, no? Anche della presenza di Dio in questa, vogliamo chiamarla idea. Io non l'avevo mai pensata veramente questa cosa, in questa super chiamata nella mia vita, però con lei anche di questo ci parliamo, ci scontriamo, e questo è un modo anche per rimanere in allenamento. Non ci stanchiamo nella nostra famiglia, però sicuramente sono contenta che il fatto che lei una volta nella vita mi abbia detto questa frase: tu sei libera, io voglio solo il tuo bene. Bellissimo. E questa è la cosa più bella. E con questa frase possiamo sicuramente chiudere questa nostra puntata di Parliamone, quindi da figlia ribelle a donna consapevole, felice e che sta facendo anche delle scelte importanti dal punto di vista della fede. Grazie per averci seguito, alla prossima.